Audace e Ronzegno. I locali dilagano contro il Ronzegno. Parte forte l'Audace che dopo un quarto d'ora si ritrova già sul 2-0 con la doppietta di bomber Dario Battisti. L'Audace segna poi anche al 36esimo e al 39esimo, con Lorenzo Orlandi e ancora Battisti che segna così una tripletta. Nella ripresa i locali gestiscono i ritmi, con il Ronzegno che cerca di farsi avanti ma che trova ben pochi spazi. Nonostante i tentativi di Nicoletti di salvare i suoi, il match termina 4-0. Cauriol Primiero. Non così preventivata arriva la vittoria larga per la Cauriol. Il primo tempo è ben bilanciato, ma al 20esimo Gandolfi buca la porta di Zanona per l'1-0. Passano appena 12 minuti che il solito Tavernaro la mette di nuovo in piedi. Nella ripresa tornano avanti i locali con Berlanda, mentre già al 56esimo De Tomaso allunga le distanze. Il 4-1 finale è frutto dei ritmi alti della partita ed è firmato da D'Agostin direttamente da calcio d'angolo. Cornacci-Ischia. Arriva la prima vittoria stagionale per i gialloneri. Sono però i locali a sbloccare dopo 10 minuti su errore della difesa, con Bibai. Al 16esimo è però bravo Polenta a insaccare da calcio d'angolo. La Cornacci cerca ancora il vantaggio ma non riesce a trovarlo. Nella ripresa insistono ancora i ragazzi di Tesero, ma arriva il calo fisico e ad 8 dalla fine Polenta realizza grazie a un cross dalla sinistra, regalando il definitivo 1-2. Il tentativo di Varesco per il pareggio non va a buon fine, comunque è una buona prova per entrambi. Montipalli di Tesino. Prima vittoria stagionale per i Valsuganotti. La partita si sblocca già al terzo con Moranduzzo, bravo a battere il portiere in uscita. I locali storditi provano a organizzarsi, ma senza particolare successo. Il Tesino gioca meglio, il 40esimo trova il raddoppio con lo stesso Moranduzzo. Nella ripresa i ritmi calano e aumenta la fisicità nel match. Per questo il Tesino concede anche qualcosa, e infatti al 62esimo Turri accorcia le distanze. Poche altre emozioni accompagnano il match verso l'1-2 finale. Valsugano Oltrefersina. Chi trova la prima vittoria sono gli ospiti. Partenza shock per i locali che dopo 6 minuti sono già sotto di 2 reti grazie a Ceccarini e Toldo, ma Paterno in fuorigioco scatta e segna l'1-2. La seconda doccia fredda arriva pochi minuti dopo con altre 2 reti di Ceccarini e Pensa. Nella ripresa il Valsugana si scuote e segna 2 reti in 3 minuti con Rudy Micheli e Paterno, portandosi a -1. Al 93esimo arriva il 3-5 finale firmato da Vezzoli. Nulla da dire, vittoria meritata per l'Oltrefersina.